Il progetto Reti Vitali, che è un progetto il cui capofila è la Fondazione Opera Immacolata Concezione di Padova e che è stato finanziato dalla Regione Veneto con i bandi annuali, in particolare quello dello scorso anno, ha due parole chiave, appunto: reti vitali. Reti perché la logica è quella della costruzione e coinvolgimento di tutte le reti, sia quelle istituzionali anche quelle non istituzionali, che vuol dire tutto il mondo del terzo settore da un lato, e vitali per dare vita, per dare evidenza alle attività che vengono svolte a favore delle persone ed in particolare delle persone anziane. All'interno di questo progetto, che ha diverse sfaccettature, una in particolare e dove c'è una cabina di regia costituita da due associazioni, VADA, che sono volontari amici degli anziani dell'OIC, e IASI Pronto Anziano, che è invecchiamento attivo, solidarietà intergenerazionale Pronto Anziano. Queste due associazioni si sono impegnate e si stanno molto impegnando, in particolare nel periodo estivo, a dare una mano all'anziano. Che cosa significa tutto questo? Significa che ci sono dei numeri telefonici di accesso alle persone che intendono ovviamente rivolgersi a questo tipo di servizio e dove possono chiedere tutta una serie anche di possibilità, di opportunità che vengono loro offerte. Quindi non solo ascolto attivo, ma anche nello stesso tempo interventi. Per che cosa? Dalla spesa, l'accompagnamento, la compagnia, il superamento di alcune problematiche di accesso ai servizi sanitari, sociosanitari, il coinvolgimento dei familiari con modalità di presenza effettiva ed efficace. Ecco, questa è la mano per l'anziano. Questa cabina di regia, che ha funzionato e sta ancora funzionando, mette in evidenza come punti di accesso di questo tipo consentono di ridurre le distanze sociali da un lato, e dall'altro lato garantire alla persona anziana di non sentirsi sola, perché il tema sostanziale è quello di favorire il più possibile la riduzione di sentimenti di solitudine e quindi anche forme di depressione che purtroppo sono presenti, in particolare durante il periodo estivo, quando magari non ci sono i parenti, i figli sono in vacanza e quindi necessitano anche solamente, talvolta di chiacchierate che sono facilitanti per loro, e i volontari delle due associazioni che poi interverranno e presenteranno la loro attività in questa cabina di regia effettivamente sono di grande sostegno e di grande anche. E dico grande perché sono le piccole azioni, ma che sono così efficaci nei confronti di persone che in quel momento hanno effettivamente bisogno.